God Save the Wine, la serata di fine Vinitaly, c'è ancora un altro giorno domani, ma ormai quello che è fatto e quindi credo che anche per quest'anno, anzi ancora di più per la Strada Penitese, sia stato un anno un po' di consacrazione, so che c'è stato molto interesse, molta curiosità e molti assaggi dei vini. Stasera parliamo di influencer, di storytelling, di tutto questo che c'è intorno al mondo del vino. Ci domandiamo ogni tanto se per caso non se ne parli troppo e se ne beva poco in questo mondo del vino. Cosa te ne sembra? Diciamo che noi siamo quelle cantine che cerca sempre di raccontare le storie, però raccontiamo le storie in maniera credibile, cerchiamo di essere noi veri, innanzitutto raccontiamo il nostro territorio di grande Barolo, ma d'altra parte raccontiamo anche la storia del presente, la storia contemporanea del vino, la storia contemporanea delle gente, quindi la storia molto umana. Ecco, quindi umana come sono appunto queste ormai vostre famose bottiglie, no? Quindi ecco, Armonico, io ho preso la bottiglia femminile e questa è la nuova annata. Ecco, cosa vuole esprimere un vino come Vogliamo esprimere con Armonico annata nuovo, vogliamo esprimere prima di tutto il connubio con il territorio, perché sono due vitigni autoctoni che rappresentano benissimo la zona, Arneis e Nascetta. Annata 2016, quindi un vino che comunque è molto piacevole, facile da bere, un vino che ha grande eleganza, un vino che ha un bel linguaggio, che parla con i giovani. E invece ecco, per parlare con i meno giovani, ma non solo, anzi, perché il problema è quello, no? Quando si parla di Barolo si parla di milioni di euro per mezzo ettaro, però ci si scorda che è un vino che dovrebbero bere un po' tutti. Quindi in questo momento, mentre assaggiamo la nuova annata, quindi il 2014 del vostro Barolo, il vostro primo vino, che non è un cru, giusto? È il primo Barolo, quindi un debutto, ecco. Come si fa a parlare di Barolo oggi senza andare in iperboli e in grandi... Secondo me bisogna veramente tornare un pochino indietro e parlare di un vino che si può bere. Il Barolo è sicuramente un grande vino, da grande invecchiamento, da grandi abbinamenti, ma oggi si possono bere dei Baroli molto piacevoli già quando sono giovani. Ovviamente in futuro, quando invecchiano, saranno sicuramente migliori. Io preferisco dire che saranno diversi. E questo è la cosa importante, perché anche questo è importante. Tanti vini grandi italiani, il discorso no, bisogna aspettare, ma la gente non ha tempo, o almeno non lo ha sempre. Oggi non c'è più tempo per aspettare. Insomma, quando qualsiasi persona va al ristorante o va in enoteca e compra una bottiglia, molto facilmente la porta a casa, la apre. Non ha grandi spazi per fare delle cantine, ovviamente poi c'è chi ha anche grandi cantine, ci mancherebbe, però diciamo che la maggior parte delle persone va in enoteca, compra la bottiglia, la porta a casa e la beve, e quindi deve trovare un vino che sia assolutamente piacevole. Questa è l'idea del vostro Barolo classico, quindi non monovigneto, però ecco, anche la 2014 in questo ha aiutato un po', come annata è abbastanza fine. Sì, forse è stata l'annata giusta per iniziare a produrre questo tipo di Barolo. Siamo in questo modo riusciti ad avere poche bottiglie dei cru che saranno di assoluto livello, e abbiamo fatto un Barolo, direi, facile da bere, approcciabile, da bere anche subito. Guarda, vado subito là, formaggi, porchette, io direi che ci siamo. L'abbinamento è facile.